Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Prelievi sospetti dal suo conto, il bancomat rubato e la richiesta di chiarimenti. Sarebbero questi i moventi dell'omicidio di Giuseppe Florio a Trappitello. Per il delitto e l'occultamento del cadavere sono stati fermati 2 conviventi e indagata una terza persona. Paura al pronto soccorso dell'ospedale di Licata, un uomo danneggia un'ambulanza e il triage dopo l'incidente della figlia. Bloccato dai carabinieri, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Allarme a Catania per la monumentale Porta Garibaldi. Dopo la caduta di Calcinacci e nuovi segnali di degrado, area transennata, indagini in corso. La regione siciliana vara aiuti per le imprese colpite dal maltempo dopo il ciclone Harry e la frana di Niscemi, misure per garantire liquidità e rilanciare le attività, mentre dal territorio arrivano richieste di tempi rapidi e certezze per la ripartenza. Dopo i recenti episodi criminosi a Sferracavallo, rafforzati i controlli decisi in prefettura a Palermo, la paura del ristoratore del locale Il Brigantino, la cui vetrata è stata colpita da Kalashnikov. Catania, oggi al Massimino, la 18ª edizione di Un gol per la solidarietà. L'incasso sarà devoluto alla comunità di Niscemi colpita dalla frana, in campo tanti volti noti, tra artisti, giornalisti, sportivi ed esponenti delle istituzioni. Calcio, il Catania ha iniziato la preparazione in vista dei play-off. Il tecnico toscano ha 20 giorni per recuperare gli infortunati e ritrovare la condizione in vista della fase decisiva della stagione. Ben trovati, apriamo il nostro telegiornale anche oggi con la vicenda dell'omicidio di Giuseppe Florio. Emergono le motivazioni che appunto sembra siano legate a dei prelievi dal conto della vittima con un bancomat che non trovava più ma che poi alla fine gli era stato sottratto. Alla richiesta di spiegazioni, la lite che poi è sfociata nell'omicidio. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Lorena Dolci. Aveva scoperto degli ammanchi sul suo conto, ingenti somme prelevate con il suo bancomat che non trovava da alcune settimane. Per questo Giuseppe Florio, 66 anni, era andato a chiedere conto e ragione di quei prelievi sospetti a quel trio che frequentava assiduamente. 2 donne e un uomo che abitavano a pochi passi da lui a Trappitello, frazione di Taormina. Il chiarimento è diventato lite, quindi aggressione feroce. L'uomo è stato colpito con questo martello, poi gli assassini hanno infierito a coltellate. Qui inizia il film ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Ignari dell'occhio che li sta riprendendo, i 3 organizzano il trasporto del cadavere. Qui, avvolto in un sacco in una trapunta, si vede mentre di notte lo caricano sulla sua stessa auto, una Fiat Panda, e poi lo abbandonano nelle campagne di Castiglione di Sicilia. L'auto viene data alle fiamme. Tutti i tentativi per depistare le indagini, che invece in 48 ore li hanno inchiodati. Giuseppa Carmela Branchino, 50 anni, e il compagno Gaetano Urfalino, di 39, pregiudicato originario di Palagonia, sono stati fermati con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere. Un'altra donna, originaria di Sesto San Giovanni e ospite della coppia, è invece indagata per il solo occultamento del cadavere. Florio era vedovo, descritto da tutti come una persona tranquilla. Dopo anni di lavoro in albergo era andato in pensione e si occupava soprattutto dell'anziana madre. Gli investigatori hanno scoperto che frequentava abitualmente quella casa di Trappitello, dove probabilmente cercava compagnia. Attimi di paura al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, dove un uomo di 51 anni ha seminato il caos dopo l'arrivo della figlia coinvolta in un incidente stradale. In preda all'agitazione ha danneggiato un'ambulanza e ha distrutto una porta dell'area triage. Il servizio di Davide Sardo. Momenti di terrore al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, dove il corridoio del presidio sanitario si è trasformato in un vero e proprio teatro di violenza. Protagonista un uomo di 51 anni, arrivato in ospedale dopo che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla statale 115. In preda all'agitazione avrebbe perso completamente il controllo già all'esterno della struttura, colpendo ripetutamente l'ambulanza che aveva trasportato la giovane e aggredendo l'autista.
La furia è poi proseguita dentro il pronto soccorso. L'uomo ha infranto il vetro della porta d'ingresso dell'area triage, creando panico tra medici, infermieri e pazienti presenti. Fondamentale l'intervento dei carabinieri che hanno bloccato l'uomo e ristabilito la sicurezza. Il 51enne è stato arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato a struttura sanitaria e interruzione di pubblico servizio. Il GIP ha disposto per lui i domiciliari. Adesso cambiamo decisamente pagina, ci spostiamo a Catania. Calcinacci si sono staccati dalla famosa Porta Garibaldi, luogo simbolo della città. L'area è stata transennata, ma non si esclude anche l'ipotesi di un raid vandalico. Tonino De Mana. È uno dei luoghi simbolo di Catania e forse il simbolo che la città non sta attraversando un periodo splendente. Di fatto, le transenne che vedete non delimitano questa volta un'area di cantiere, ma sono state collocate per la caduta di calcinacci dal prospetto laterale della Porta Ferdinandea o Porta Garibaldi. Chi passa sotto l'arco lo fa velocemente, forse per paura di altri crolli. Il monumento appena ristrutturato e già siamo peggio di prima. Vuol dire che quando hanno fatto i lavori non hanno controllato questi lavori. Aunque sea nuovo. ¿A quién pertenece? ¿Quién es responsable? In molti puntano il dito sui lavori, 400.000 euro con fondi PNRR. Non può succedere cagate in mezzo da monumento perché non è stato controllato, battuto per vedere se c'erano dei distacchi. Ma non si esclude l'ipotesi di un atto vandalico o addirittura che qualcuno possa aver esploso colpi d'arma da fuoco con i proiettili che potrebbero aver sfaldato una parte delicata del monumento. Ricordiamo che nelle scorse settimane alcuni strani episodi avevano coinvolto attività commerciali della zona. Sulla vicenda sono in corso delle verifiche, in ogni caso si rende necessaria un'adeguata ricognizione dell'arco. Chiedo urgentemente una ricognizione di tutto il monumento così da evitare che si stacchino altri pezzi, perché qui vengono turisti residenti che vengono a vedere e stare vicino al monumento e si potrebbe fare male qualcuno, non è consentito. Ben visibili anche tracce di vernice gialla e pezzi di legno poggiati alla base della Porta Ferdinandea. E fra poco l'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trantino in diretta su Telecolor dopo il nostro telegiornale. Potete inviare le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivendo un messaggio di testo al numero WhatsApp 342 7455 005 oppure inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. E adesso andiamo a Niscemi, ma non solo, perché dopo i danni causati anche dal ciclone Harry e appunto dalla frana arrivano nuove misure di sostegno per le imprese. La Regione mette in campo un pacchetto di aiuti per favorire la ripresa economica e sostenere la ricostruzione. Gerry Italia. Un sostegno concreto per le imprese messe in ginocchio dal maltempo e dal dissesto del territorio. Dopo il passaggio del ciclone Harry e l'emergenza legata alla frana di Niscemi, la regione siciliana prova a dare una risposta al tessuto produttivo locale. Attraverso l'assessorato dell'economia è stato attivato un nuovo pacchetto di agevolazioni che punta a rilanciare le attività danneggiate. Un intervento che combina due strumenti, finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse del Fondo Sicilia gestito da IRFIS. L'obiettivo è accelerare la ripartenza delle imprese e coprire le spese necessarie alla ricostruzione in un contesto ancora segnato dalle conseguenze degli eventi calamitosi. Oggi mettiamo in campo un nuovo intervento forte e concreto. Si tratta di finanziamenti fino a 400.000 euro per ciascuna azienda, coprendo fino al 100%, ripeto 100% degli investimenti necessari. 60% a tasso zero, 40% a fondo perduto. Noi vogliamo e siamo determinati a dare ossigeno immediato al nostro sistema produttivo, aiutare gli imprenditori a rialzarsi e restituire lavoro e futuro ai territori colpiti. Una misura che punta a immettere liquidità immediate e a sostenere il rilancio produttivo, ma che arriva in un territorio dove le criticità restano evidenti e la ripresa è ancora tutta da consolidare. Una prima risposta istituzionale, mentre imprese e lavoratori chiedono tempi rapidi e certezze per tornare a produrre. Intervento a Buscemi degli artificieri del 4° reggimento della Brigata Aosta giunti da Palermo sulla strada provinciale 39, dove ieri è stato trovato un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, lo vedete, gli specialisti lo hanno fatto brillare nella cava di Cassaro, nel Siracusano. L'area resta chiusa e presidiata dai carabinieri e dalla polizia con un perimetro di sicurezza attivo.
Andiamo a Sferracavallo, c'è paura da parte dei commercianti dopo gli ultimi episodi notturni. La riunione di ieri in prefettura ha sortito l'esigenza, la necessità di maggiore sicurezza. Siamo tornati nella borgata marinara dove il titolare del ristorante preso di mira recentemente dice: adesso abbiamo bisogno più controlli e più tranquillità. Marco Gullà. Più presidi, più controlli e comprensorio monitorato soprattutto nelle ore serali e notturne è quanto emerso dalla riunione di coordinamento in prefettura a Palermo dopo i recenti episodi criminosi verificatisi a Sferracavallo. Questa mattina siamo tornati nella borgata marinara alle porte di Palermo. Incontriamo nuovamente il titolare del ristorante Il Brigantino, preso di mira nella notte tra il 24 e 25 aprile con colpi di Kalashnikov. Come io sto cambiando le vetrate, stiamo ripartendo con il lavoro. Adesso il compito delle autorità è questo, garantire ancora maggior sicurezza. Molti residenti ma anche commercianti hanno paura, non solo perché mancano i presidi, mancano i controlli, ma mancano anche le telecamere di videosorveglianza. Ci sono delle zone scoperte, secondo me sì. Piano piano deve essere questo da monito a tutta la borgata. La sera poi ci sono molte persone, diciamo, che vengono a creare dei disagi. Purtroppo siamo un po' abbandonati. Ti ricordi che noi qua prima avevamo la caserma dei carabinieri, avevamo la caserma della finanza, oggi non abbiamo più nulla, siamo abbandonati a se stessi. Una borgata marinara che d'estate arrivano parecchi turisti, oltre ai fatti che sono successi, che sono fatti gravissimi. Abbiamo bisogno di più controlli. Se non facciamo questo diamo un messaggio che comunque le famiglie per bene a Sferracavallo possono avere anche un po' di paura. Invece no. Sferracavallo è un quartiere tranquillo, è un quartiere di onesti lavoratori, è un quartiere con brava e bella gente, quindi ci meritiamo soltanto un po' più di tranquillità. E oggi Assemblea Nazionale contro mafia e corruzione nell'aula bunker del carcere del Lucciardone di Palermo, a organizzarla la CGIL proprio in vista dell'anniversario dell'omicidio di Pio La Torre che cade domani. Maglio Viola. Un'assemblea che chiama a raccolta le associazioni contro ogni forma di mafia e corruzione. Ad organizzarla per il terzo anno consecutivo è la CGIL di Palermo, che denuncia come il fenomeno mafioso sia tornato ormai più forte di prima nella disattenzione generale e si incroci con fenomeni anche di piccola e media corruzione. Come CGIL proviamo anche quest'anno a fare un focus sulle cose che abbiamo fatto, ma anche sulle cose che bisognerà fare soprattutto nel prossimo futuro e soprattutto da chiedere anche a chi governa questo Paese, ma anche alle istituzioni europee, come affinare, naturalmente migliorare, aggiornare anche in termini di legislazione il tema della lotta alla mafia. La scelta della data non è casuale, ricorre infatti domani l'anniversario dell'uccisione di Pio La Torre, autore della più grande riforma italiana che ha cambiato la lotta alla mafia dandole un impulso fondamentale. Secondo il presidente della Commissione regionale antimafia, oggi si assiste a un ritorno proprio dei metodi mafiosi. Oggi assistiamo ad una ripresa di un'attività violenta. Gli episodi di Sferracavallo testimoniano che la mafia torna a definirsi, a farsi riconoscere nel territorio attraverso l'uso delle armi, anche armi potenti, armi da guerra, e se questo succede è perché pensano di poter tornare a quell'epoca in cui dominavano incontrastati nei nostri quartieri. Domani, nel giorno del 44esimo anniversario, Pio La Torre sarà ricordato anche con la deposizione di una corona di fiori davanti alla lapide posta nel luogo del delitto. Restano forti interrogativi sulla morte in carcere del collaboratore di giustizia Bernardo Pace, legato a Messina Denaro. L'uomo, che stava fornendo dichiarazioni su legami tra mafia e politica, è stato trovato impiccato nella sua cella. La magistratura mantiene il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti. Laura Spanò.
Il silenzio sulla morte del collaboratore di giustizia Bernardo Pace, i cui funerali si sono svolti a Trapani in un cimitero blindato con pochi intimi e una discrezione che assomiglia all'oblio, continua a fare rumore. I pubblici ministeri piemontesi Roberto Sparagna e Laura Longo, titolari del fascicolo, mantengono il massimo riservo su una inchiesta che resta delicatissima. A oltre un mese dalla morte, le circostanze del decesso continuano a sollevare interrogativi pesanti, perché Pace non era un detenuto qualsiasi, ma uomo vicino a Cosa Nostra, con legami diretti con l'entourage del superboss Matteo Messina Denaro, ed aveva deciso di collaborare con la giustizia. Era pronto a parlare dei legami tra organizzazioni mafiose e politica. I magistrati della DDA di Milano, che lo avevano interrogato 2 volte nell'ambito del processo Idra, gli avevano chiesto i rapporti con amministratori locali, politici e referenti istituzionali. Pace stava entrando nel cuore del sistema, raccontando un meccanismo in cui la mafia non si limita a infiltrarsi nello Stato, ma ne diventa parte strutturale. Pace era malato, debilitato da un tumore e dalla chemio. Negli ultimi tempi, il racconto, non viveva nella paura. Assieme a Domenico e Michele Pace, i suoi figli, faceva parte del mandamento della provincia di Trapani, con al vertice Paolo Aurelio Errante Parrino, cugino di Matteo Messina Denaro. Uno dei summette tra i 21 censiti nel corso delle indagini dei carabinieri avvenne a Campobello di Mazzara, all'interno del bar San Vito, a 100 metri dal covo di Messina Denaro. Mentre si resta in attesa dell'udienza del 14 maggio del CGA sulla concessione della spiaggia di Mondello, il Comune di Palermo questa mattina è stato presente proprio sui luoghi per spiegare quello che sarà il piano degli interventi straordinari per garantire servizi essenziali ai bagnanti. Abbiamo sentito anche il sindaco Lagalla, Marco Gullà. Una telenovela che non è ancora arrivata ai titoli di coda. La gestione della spiaggia di Mondello è ancora ferma in un limbo dopo la decisione del presidente del CGA, che ha sospeso la revoca della concessione alla italo-belga con udienza definitiva fissata al 14 maggio. La regione ha sospeso i bandi per l'assegnazione dei lotti. Su Mondello è caos giuridico, i tempi sono sempre più stretti ed è fondamentale garantire quantomeno i servizi essenziali per cittadini e turisti. Questa mattina il Comune di Palermo ha infatti presentato il piano straordinario degli interventi per Mondello, che vanno dalla pulizia e manutenzione del litorale ai servizi di pattugliamento, più telecamere di videosorveglianza e servizi per i bagnanti. Noi, come è noto, siamo soggetto giuridicamente estraneo a tutta questa querelle, però il Comune ha delle responsabilità che sono quelle di assicurare pulizia, ordine, sicurezza e vigilanza. Quello dell'Avvocatura dello Stato, ha detto il governatore Schifani, è stato un intervento irrituale. Sulla decisione definitiva prevista per il giorno 14, il sindaco Lagalla però non vuole sbilanciarsi. Le sensazioni o i retropensieri non appartengono alla mia cultura e quindi non voglio vedere e sicuramente non vi sarà un conflitto istituzionale all'interno di questo provvedimento. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi andremo a Caltanissetta, un borgo davvero particolare dove il parroco ha iniziato a chiudere le buche della strada, dando il buon esempio al comune, che poi è intervenuto. Torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, la battaglia era iniziata qualche giorno fa da parte di padre Carvello, che aveva deciso di mettersi in gioco in prima persona, tappando le buche della strada che conduce al borgo Santa Rita. Siamo nel territorio di Caltanissetta. Ha ottenuto i suoi frutti perché il comune ha avviato i lavori di ripristino del manto stradale. Rita Cinardi. Aveva iniziato da solo a tappare le buche di una strada diventata impraticabile. Oggi invece al borgo Santa Rita sono arrivati gli operai del comune per riparare il manto stradale lungo la via che conduce al piccolo insediamento alle porte di Caltanissetta, una strada fondamentale per i pochi residenti ma anche per i tanti fedeli che ogni settimana raggiungono il borgo. Il parroco, padre Carvello, nei giorni scorsi aveva deciso di intervenire personalmente per garantire condizioni minime di sicurezza, raccogliendo le difficoltà di chi ogni giorno percorre quell'arteria tra buche e disagi. Un
gesto che ha acceso i riflettori sulla vicenda e che adesso sembra aver portato un risultato concreto. Devo esprimere la mia gratitudine all'amministrazione comunale di Caltanissetta, era doverosa, era il loro dovere, però hanno superato delle difficoltà notevoli e comunque la cosa importante è che siamo chiusi a questa soluzione bella. La mia gratitudine personale anche alla vigilanza paterna del vescovo signor Mario Cristotto, che mi ha nominato il rettore della chiesa di Santa Rita. Un intervento che arriva in un momento cruciale. Tra pochi giorni infatti il Borgo Santa Rita si prepara alla festa di San Giuseppe Lavoratore, in programma il 1° maggio, appuntamento molto sentito che richiama centinaia se non migliaia di persone, previsti momenti religiosi, rappresentazioni sacre e la tradizionale tavolata, simbolo di condivisione e comunità. Andiamo a Catania, oggi grande folla di giovani allo Stadio Massimino per la 18ª edizione di Un Gol per la solidarietà. I proventi tutti devoluti alla comunità di Niscemi. Desire Ferlito. Una partita che vale più di 3 punti. A Catania torna protagonista con la 18ª edizione Un Gol per la solidarietà, l'evento che ogni anno trasforma il calcio in uno spettacolo di cuore, emozione e partecipazione. Sul terreno di gioco una vera e propria squadra unita da un obiettivo comune, aiutare chi ha più bisogno. E quest'anno il messaggio è ancora più forte. I proventi saranno destinati alle comunità colpite dalla frana di Niscemi. Non abbassiamo la guardia, ci crediamo e vogliamo rialzarci. E laddove c'è qualcuno di noi in difficoltà, il fatto che vi sia un'altra comunità che intervenga a supporto, è chiaro che il beneficio è per la collettività intera. 18 volte che sono qui e per dare una mano, tu lo sai, la cosa bella di questo evento è questa, quello che tutti quanti ci mettiamo a disposizione, quest'anno più che mai per aiutare la Sicilia e per aiutare Niscemi. Accanto al gioco l'emozione di un organizzatore appassionato che sa che ogni gesto, ogni applauso può trasformarsi in un aiuto concreto. Dopo il Covid abbiamo fatto un grandissimo evento, lì abbiamo capito che i ragazzi, la città te lo chiede, quindi cercheremo di farlo nei prossimi anni col consenso e l'appoggio di tutti quelli che ci collaborano. Tra i protagonisti anche l'orgoglio sportivo italiano di chi ha portato il tricolore sul tetto del mondo. E mi auguro che oggi sia una giornata bellissima, perché quello che dà questa giornata è altrettanto bello. In rappresentanza del Catania c'era lui, il fantasista Emanuele Cicerelli. Sono fiero, orgoglioso di rappresentare i miei compagni, che sia una bellissima giornata per tutti. Entusiasta la madrina dell'evento, il volto noto di DAZN Eleonora Incardona. È veramente un'emozione incredibile vedere tutta la città riunita per questo evento meraviglioso e la possibilità di poter fare anche del bene. Niscemi, le immagini sono toccanti, poi io in alcuni posti ho anche suonato. E poi il ricordo commosso di Orazio Russo, a cui è stato dedicato un pensiero speciale, tra applausi e silenzi carichi di emozione. Ci fermiamo ancora, ci occuperemo di calcio subito dopo la pausa, in particolare del Catania che pensa sempre di più al ritiro di Veronello. Torniamo. Siamo al calcio, riprende oggi la preparazione del Catania dopo qualche giorno di pausa concesso dal tecnico toscano ai suoi giocatori. Allenamenti in sede sino al 4 maggio. Francesco Triolo. 20 giorni circa per costruire il Catania da play-off. Archiviata la stagione regolare, i rossazzurri adesso guardano avanti. Da oggi inizia un nuovo campionato, una nuova preparazione che parte in vista poi della prima partita domenica 17 maggio. Dopo qualche giorno di riposo, quindi, Mimmo Toscano ha ripreso contatto con i suoi giocatori, allenamenti in sede da oggi e sino al 4 maggio, poi il trasferimento per una settimana o forse anche di più in ritiro a Veronello. C'è tempo per immergersi nel clima dei playoff, ma neanche troppo. Questi 20 giorni serviranno per ritrovare condizione fisica e brillantezza, curando anche l'aspetto mentale che in partite secche con andata e ritorno conta e come. Testa, cuore, gambe, insomma, per affrontare il momento più importante della stagione. Toscana ha un obiettivo, intanto, quello di recuperare tutti i giocatori che non stanno in condizioni ottimali, Casasola, Corbari e Rolfini in particolare, visto che comunque gli altri stanno già meglio, perché con partite ravvicinate in pochi giorni avere tutti a disposizione può essere determinante. Durante il ritiro a Veronello non è nemmeno escluso che il Catania possa disputare qualche amichevole per mantenere il ritmo della partita. L'avversario che affronterà avrà giocato almeno una gara
avrà nelle gambe e nella testa già il clima playoff, quello a cui i rossazzurri dovranno subito adattarsi. E prima di chiudere, uno sguardo alle agenzie con notizia importante che riguarda le concessioni balneari, perché queste rimarranno in vigore fino al 30 settembre 2030 o fino al 31 marzo 2031 se si presentano difficoltà oggettive nelle gare in caso di danni alla costa provocati dall'erosione e di eventi meteorologici di eccezionale intensità come quelli che peraltro hanno colpito la Sicilia a gennaio e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Lo prevede un emendamento della Lega al DL Commissari approvato in Commissione Ambiente del Senato. L'emendamento dunque sancisce una proroga di 3 anni rispetto all'attuale scadenza delle concessioni che era fissata al 30 settembre 2027. E adesso è davvero tutto, Sicilia 24 finisce qui, io vi lascio a Michele Cucuzza insieme al sindaco di Catania Enrico Trantino per l'appuntamento con il sindaco e naturalmente vi invito a mandare i vostri messaggi di testo con le vostre domande alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. È davvero tutto, Sicilia 24 torna alle 19.